Stato di agitazione e tensione che si tocca con mano. Al comune di Agrigento i precari vogliono farsi sentire con forza per far valere i propri diritti calpestati e non ci stanno a subire l'ennesima presa in giro. Vogliono la stabilizzazione e non la mortificazione. Intanto questa mattina hanno deciso di occupare l'aula consiliare e si rifiutano di incontrare il sindaco con una delegazione. La loro richiesta è infatti quella di incontrare Firetto tutti assieme, o così o niente. Dal canto suo il sindaco Firetto, fino al momento in cui vi parliamo, si trova nella propria stanza. Una dignità calpestata, quella dei precari al comune di Agrigento, aveva detto ieri Lorella Capellupo, segretario della funzione pubblica CGIL, la quale ribadisce che è stata lesa la dignità dei lavoratori. Alla base ci sarebbe una questione di soldi. Praticamente però sindaco e giunta mantengono le proprie indennità, scaricando anche sui precari l'esito del dissesto. Un assurdo assoluto, insomma. Da qui la domanda: sindaco e giunta avranno chiare le conseguenze a cui si andrà incontro? Forse no, visto che non si sta facendo nulla per calmare gli animi, anzi si sta agendo nella maniera opposta, quella di prendere in giro una categoria che malgrado tutto ha garantito fino ad oggi servizi essenziali come la polizia locale. Staremo a vedere quali sviluppi avrà la vicenda e se veramente l'amministrazione comunale a partire da questa sera potrà dormire sonni tranquilli.